Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Orrore familiare a Biancavilla nel Catanese, abusa sessualmente la figlia della sua convivente minore di 14 anni e costringe la donna a guardare, arrestato quarantenne. Morti sospette al Papardo di Messina, 3 medici indagati sotto la lente della magistratura, il reparto di cardiochirurgia. Termini Imerese, a bordo del suo escavatore, muore schiacciato da un traliccio, si allunga la lista degli incidenti mortali sul lavoro. A Giarratana si dimette un altro parroco, l'ultimo di una lunga serie, troppe divergenze con i comitati delle feste, voleva regole uniche e trasparenti per organizzare gli eventi religiosi. La nostra è una vita in salita. A Sicilia 24 la testimonianza di una famiglia monoreddito con 3 figli da mantenere che fa fatica ad arrivare a fine mese. Catania, quasi la metà dei cittadini non paga la tassa sui rifiuti, Tari cara ai servizi carenti, l'assessore al bilancio, pagare tutti per pagare meno e aumentare la differenziata. Gelosie e tradimenti, il bene contro il male, l'attore e regista Edoardo Leo incontra gli studenti universitari di Catania e illustra il suo moderno Otello. Calcio, domenica di rabbia e delusione per le siciliane, Catania trafitto 1-0 da Latina, disastro Messina ad Avellino. Bentrovati, in apertura la drammatica vicenda di una famiglia, orrore tra le mura domestiche. A Biancavilla nel Catanese è stato arrestato un uomo di 40 anni e accusato di aver abusato sessualmente di una ragazzina di nemmeno 14 anni, figlia della sua convivente. La donna era costretta a guardare gli abusi, ad assistere agli abusi e ai maltrattamenti verso la figlia minorenne. Sentiamo Simona Mazzone. Violenza, minacce e abusi, un orrore infinito culminato nello stupro della figlia piccola della sua convivente, obbligando la donna ad assistere. È l'accusa contestata dalla procura di Catania a un quarantenne arrestato a Biancavilla dalla polizia per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina non ancora 14enne e per maltrattamenti ai danni sia della piccola che di altri suoi familiari, la mamma e 2 fratelli anche loro minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di presunti abusi sessuali sulla bambina denunciate dalla responsabile di un istituto religioso. La squadra mobile ha ascoltato l'operatrice della struttura che aveva assistito a confidenze raccontate a un ospite della comunità. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro anche grazie ad altre testimonianze. Il quarantenne, per obbligare la bambina ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale, la minacciava e la picchiava, oppure la lusingava con regali tolti in caso di un rifiuto. Maltrattamenti subiti da tutti i componenti del nucleo familiare, costretti a sopportare un atteggiamento prevaricatore e umiliante anche in presenza degli altri 2 figli minorenni della convivente dell'uomo, costretta a dormire per terra e ad assistere passivamente agli abusi sessuali sulla figlia. Acquisiti durante le indagini anche messaggi audio inviati dal quarantenne con minacce di imminenti e gravi ritorsioni all'incolumità fisica dei suoi interlocutori. I carabinieri di Catania hanno arrestato un 36enne, lo hanno posto ai domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori e per diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti nei confronti della ex compagna. In particolare l'uomo disoccupato avrebbe chiesto alla vittima continue somme di denaro per acquistare la droga e la ricattava. E adesso il caso delle morti sospette nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina. Sono 3 i medici indagati dalla procura che ha aperto un'inchiesta. Francesco Triolo. Il caso delle morti sospette nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo è uno dei fascicoli più caldi sulle scrivanie di Palazzo Piacentini. Il numero nelle ultime settimane è salito a 6. L'ultimo in ordine di tempo quello della 60enne Donatella Canfora di Capodorlando. I familiari hanno presentato un esposto chiedendo il sequestro della cartella clinica con l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria, sin dall'accesso della donna in ospedale tramite 118, dell'intervento cardiochirurgico e del successivo decorso post-operatorio. La 60enne era stata operata il 24 settembre per l'esecuzione di un bypass aortocoronarico, ma dopo qualche giorno è morta per cause che adesso i familiari chiedono che vengano approfondite anche in considerazione degli altri decessi. La procura oggi potrebbe decidere se fare eseguire un'autopsia sul corpo della donna per avere
ulteriori elementi. I magistrati Anna Maria Arena e Alice Parialò, che seguono l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, hanno iscritto nel registro degli indagati 3 medici che avevano in cura i pazienti. Si lavora su 2 ipotesi, quella della possibile presenza di batteri e la fragilità dei soggetti coinvolti, e nel frattempo si cerca di approfondire anche il tema delle valvole utilizzate negli interventi chirurgici. Intanto il deputato 5 Stelle Antonio De Luca ha chiesto all'assessore regionale alla salute Giovanna Volo l'invio di ispettori e la convocazione di una audizione urgente dei vertici dell'azienda ospedaliera in Commissione Sanità. È importantissimo fare chiarezza sia a tutela della cittadinanza sia a tutela degli operatori sanitari, anche perché verificare il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza del reparto servono anche a tranquillizzare e a garantire il buon nome della struttura. Tragedia a Termini Imerese, un operaio è morto sotto un traliccio, si tratta di Nicasio Moncada di 44 anni, era alla guida di un mini escavatore nel momento del crollo e i dati sono sempre più desolanti per quanto concerne gli infortuni sul lavoro. Marco Gullà. Era alla guida di un mini escavatore mentre stava eseguendo dei lavori di bonifica in un terreno nella zona di Termini Imerese quando è crollato un traliccio che lo ha travolto. È morto così Nicasio Moncada di 44 anni di Sciara, un'altra tragedia sul lavoro. Il traliccio sarebbe finito sulla cabina, l'impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo. Appena saputo della tragica ed ennesima notizia di un altro infortunio mortale sul lavoro ci siamo immediatamente recati sul posto, dove immediatamente abbiamo visto quanto accaduto e ovviamente le prime cose che ci vengono in mente forse sono le parole del Presidente della Repubblica, che appunto dichiara che non ci sono più parole rispetto a quello che sta accadendo nel nostro territorio e nel nostro paese. Da nord a sud il quadro degli infortuni mortali sul lavoro è desolante. Secondo i dati INAIL in Sicilia sono stati 54 nei primi 8 mesi dell'anno, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi il nuovo incidente che aggiorna questi dati. Quindi un'ennesima tragedia alla quale noi gridiamo con forza, veramente vendetta, perché queste cose non possono accadere e soprattutto non può non esserci un controllo a monte nel momento in cui si apre un cantiere o comunque si realizzano dei lavori anche in autonomia. Sembra davvero difficile fare il parroco a Giarratana. Un altro sacerdote, padre Mallemi, ha chiesto di essere trasferito in un'altra chiesa e ha salutato i fedeli. Per lui, come per i suoi predecessori, diventa impossibile mettere regole uniche e trasparenti ai comitati delle feste religiose di Giarratana. Sentiamo Roberta Lunghi. Giarratana è uno dei più piccoli centri del Ragusano, solo 3.000 abitanti e ben 2 chiese sotto una parrocchia, 2 feste padronali, San Bartolomeo e Madonna della Neve, 2 comitati organizzativi e 2 differenti ambizioni a chi organizza la più bella. A farne le spese, in un disaccordo di anime e di fedeli che non si ritrovano in un unico statuto voluto dal parroco per creare regole chiare e trasparenti, questa volta è padre Francesco Mallemi, che avvilito si è arreso di fronte ai malumori rispetto alla stesura dello statuto. In una lettera accorata ai fedeli dopo la messa dichiara infatti il suo intento di lasciare dopo essersi confrontato con il vescovo. Regole uniche e trasparenza non erano dunque piaciuti ai presidenti dei comitati di festeggiamento, tanto da arrivare a dimettersi. La stanchezza per la situazione ingestibile che dura da 2 anni ha vinto su padre Mallemi. Insieme al vescovo ha inoltre deciso di revocare il nuovo statuto dei comitati parrocchiali, che non ha portato ai risultati sperati. La sua ultima messa sarà il 3 novembre. Padre Mallemi, con tono pacato, ha chiesto scusa ai fedeli per eventuali errori commessi e in questa fuga si unisce ai suoi predecessori, stranamente con una permanenza media di 3-4 anni a Giarratana. Il più resistente, padre Giaquinta, 7 anni, poi padre Ravalli, 4, padre Bicchieri 2 e padre Mariuz 6. Dai comitati ci si prepara così a ricevere un amministratore, prima di dare il benvenuto al nuovo parroco. Sono sempre più numerose le famiglie che rinunciano ad avere figli e chi invece
è costituito da un nucleo familiare numeroso, come fa ad affrontare la quotidianità? Mantenere un figlio equivale a un quarto della spesa media mensile di una famiglia. Ha incontrato per noi alcuni dei coniugi che ci raccontano la loro storia. Marco Gullà. Mantenere un figlio equivale ad un quarto della spesa media mensile di una famiglia, e in un paese che si spopola e in cui sempre più coppie decidono di non avere figli, chi invece li ha deve fronteggiare la quotidianità. Istruzione, alimenti, sport, abbigliamento, tutte spese che incidono e non poco sul bilancio di una famiglia. Abbiamo incontrato Marianna e Francesco, 3 figli, famiglia monoreddito, una vita in salita. Avere una base di 30 euro al giorno da spendere, da 40, quando si spende di più, diciamo, andiamo a pensare che domani dobbiamo risparmiare qualcosa per arrivare alla fine dello stipendio, che ormai non si ci arriva più, si rimane sempre l'ultima settimana senza soldi. Se da un lato le famiglie hanno una media di un solo figlio, chi invece è nucleo familiare numeroso ha difficoltà notevoli nel gestire le spese quotidiane. Sono 3, quindi quando sono più grandi le pretendono di più, i ragazzi studiano, quindi devono scendere, se deve comprare la merenda ed il tram, quindi il biglietto senza soldi non li può lasciare, i libri, già quando lei paga un mutuo per lo Stato già siamo ricchi, quindi anche l'esenzione viene aumentata. Rinunce e sacrifici. Prima magari ci rischiavamo ci permettevamo di spendere qualche soldo per noi. Ora magari evitiamo perché ci sono i figli, la domenica invece di uscire e andare a spendere qualcosina ci riposa. Brutto appunto non fare più figli, è una cosa brutta. Secondo me qui lo Stato dovrebbe aiutarci, ma aiutarci sul vero senso della parola. E intanto il governo Schifani annuncia il reddito di povertà, ma per la CGIL è pura propaganda, uno schiaffo alla povertà. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio di Lorena Dolci. Morto un reddito se ne fa un altro. Seppellito il reddito di cittadinanza targato 5 Stelle, arriva il reddito di povertà voluto dal governo di Renato Schifani, targato Forza Italia. L'annuncio ieri dal palco della Convention Azzurra che si è svolta a Santa Flavia nel Palermitano. E proprio per marcare la distanza, Schifani ha voluto precisare che la nuova misura non è reddito di cittadinanza ma reddito di povertà, che è cosa diversa. Questo reddito di povertà, concluso, guarda al sociale. Quali sono dunque le differenze? Il reddito di cittadinanza prevedeva un assegno mensile che avrebbe dovuto accompagnare il destinatario a un programma di politiche attive per tornare nel mondo del lavoro. Il reddito di povertà voluto da Schifani sarà un contributo una tantum con modalità ancora tutte da capire. La norma stanzia 30 milioni di euro per creare un fondo specifico all'IRFIS che servirà per erogare un contributo di solidarietà a fondo perduto al massimo di 5.000 euro. I beneficiari saranno famiglie residenti in Sicilia da almeno 5 anni con ISEE inferiore a 5.000 euro. Le modalità per usufruirne saranno individuate con decreto del Presidente. La misura verrà presentata mercoledì sotto forma di emendamento al DDL sulle variazioni di bilancio, attualmente in commissione all'Assemblea regionale. La scelta del governo Schifani, in controtendenza con il governo Meloni, parte del concetto di povertà assoluta, lo stesso parametro che era alla base del reddito di cittadinanza. Secondo i dati Istat ci sarebbero in Sicilia oltre 10 milioni di famiglie povere che adesso aspettano speranzose il nuovo sostegno. E adesso a Catania, dove quasi un cittadino su 2 non paga la tassa sui rifiuti, evasione record che incide sul costo. L'assessore al bilancio Marletta dice occorre pagare tutti per pagare meno, gli fa eco l'assessore Pesce. La priorità, dice, è migliorare la raccolta differenziata per poter pagare tutti un po' di meno. Tonino De Mana. Io pago 1.800 euro all'anno, più mi devo sopportare tutta questa spazzatura qua, questa la pago anche io. Aldo, ristoratore, è sconfortato e come tanti catanesi indignato di pagare a peso d'oro la Tari.
Altri invece non pagano la tassa sui rifiuti perché insoddisfatti del servizio o perché fanno parte di una fetta di popolazione che non ha ricevuto avvisi di pagamento o, ancor peggio, occupa abusivamente le case. Numeri alla mano, quasi un catanese su 2 non paga la Tari e l'evasione record incide pesantemente sul bilancio di Palazzo degli Elefanti. La percentuale di gente che non paga è altissima. Se pagassimo tutti avremmo la possibilità di pagare molto di meno. Tenete conto che però la percentuale che non viene pagata è una percentuale che poi deve sostenere il comune. Il costo della raccolta, conferimento dei rifiuti incide per circa 107 milioni di euro. Di questi 107 milioni di euro noi per competenza di anno riusciamo a riscuotere intorno ai 60 milioni. Pagare tutti, pagare meno, ma l'unica soluzione è differenziare il più possibile. Se ognuno dei cittadini facesse la differenziata in modo corretto e la percentuale dal 35 a quella attuale potesse raggiungere il 40, 45, 50%, che non è un grande traguardo ma uno straordinario risultato per Catania, questo ci consentirebbe di poter abbassare la Tari per tutti. La prossima scadenza Tari è fissata al 10 dicembre. Chi non ha ricevuto avvisi può recarsi all'ufficio tributi con sede a Palazzo dei Chierici. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Non c'è davvero pace per i cittadini di Agrigento, sempre alle prese con la penuria d'acqua. Adesso nel popoloso quartiere di Esseneto c'è stata una nuova sospensione di erogazione idrica. E questo perché? Perché l'acqua risulta inquinata. Ci dice di più Davide Sardo. Poca e spesso inquinata. Ancora una volta il comune di Agrigento, dopo le analisi dell'azienda sanitaria, ha sospeso l'erogazione idrica a valle della città del quartiere Esseneto, dove risiedono migliaia di famiglie. Dai campioni prelevati sono emersi parametri di salubrità non conformi alla normativa. Stop dunque alla fornitura e cittadini amareggiati e beffati. Tutto quello che faccio lo faccio pensando all'acqua, quindi mangiamo male perché non riusciamo più neanche a cucinare, perché anche per mettere la pentola sopra devo andare a prendere le bottiglie di acqua potabile, quindi c'è, oltre a salire i bidoni, salire anche le cassette d'acqua e quindi c'è più spreco. Nel frattempo il Codacons annuncia che avvierà una class action per far risarcire gli agrigentini per la carenza d'acqua degli ultimi 8 mesi. Dopo le notti in tende del sit-in permanente innanzi al municipio, il responsabile dell'associazione dei consumatori Giuseppe Di Rosa ricorre all'azione legale e invita gli agrigentini a firmare le istanze per rivendicare il risarcimento del danno causato dai rubinetti a secco. Mercoledì e giovedì partiremo con un tavolo a Porta di Ponte dove raccoglieremo le istanze delle persone che vogliono fare il risarcimento del danno. Farvi un'idea, coloro i quali non ricevono acqua pur se c'è la distribuzione nella loro zona hanno diritto a 30 euro per ogni volta che manca l'acqua. E il prossimo 6 novembre la protesta per l'acqua si sposterà a Palermo davanti Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione. Ad organizzare il sit-in i rappresentanti delle associazioni e dei comitati dei cittadini. Saranno coinvolte anche le altre 2 province assetate, Caltanissetta ed Enna. A Catania, all'università, gli studenti hanno incontrato l'attore e regista Edoardo Leo. E questo per parlare del suo ultimo film che rilegge la tragedia di Otello ambientandola nei primi anni 2000. Gelosia, tradimenti, il bene che incontra il male. Argomenti di estrema attualità che coinvolgono molto i giovani. Eva Spampinato. Quando ho iniziato questo tour, cioè venerdì scorso, ne hanno uccise 4. Ed è un problema che ci riguarda tutti. Un dramma, quello della gelosia, dei rapporti malati che sfociano nei femminicidi, estremamente attuale, che si legge nelle cronache quotidiane e di cui Edoardo Leo, amatissimo attore e regista romano, parla nel suo ultimo film Non sono quello che sono, dal 14 novembre al cinema. Difenditi dalla gelosia, è un mostro con gli occhi verdi che sputa su quello che mangia. I classici rileggono il presente, altrimenti non lo sarebbero. L'Otello in questa versione che ho tradotto direttamente in maniera integrale dall'inglese al dialetto romano e napoletano rilegge in maniera lucida e incredibilmente precisa le dinamiche tossiche che portano un rapporto di coppia, una relazione normale a precipitare nel vortice di una gelosia malata che porta
ai drammi che stiamo vedendo quotidianamente sui giornali. Leo è in tour nelle principali università italiane per parlare dell'argomento direttamente con i giovani, affiancato da docenti e psicologi, e oggi ha incontrato gli studenti dei Benedettini di Catania. Abbiamo assistito non solo all'interesse nei confronti di Non sono quello che sono del mio film, ma a vere e proprie ragazze che si sono alzate in piedi e hanno confessato di aver ricevuto molestie, ragazze che in lacrime ci hanno consegnato ricordi terribili della loro adolescenza, una specie di confessione collettiva. Il film, ambientato nei primi anni 2000, è una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia. Edoardo Leo, per calarsi nei panni di Iago, è dovuto ingrassare 20 kg. Anche la dieta successiva per ritornare è stata molto faticosa. Adesso ancora una pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio. Prima sconfitta al Massimino per il Catania, ma la caduta con il Latina è dolorosa. I rossazzurri perdono 1-0. Giovedì turno infrasettimanale a Torre del Greco. Marco Carli. Poca produzione offensiva, reazione per nulla incisiva dopo il gol subito e l'errore di Di Gennaro che ha portato alla rete del Latina di Ercolano sufficiente per sbancare il Massimino. Così il Catania vede materializzarsi le preoccupazioni del suo allenatore prima dell'incontro con i laziali, reduci da 4 sconfitte consecutive e con Boscaglia giunto al capezzale. E va detto che il tecnico siciliano riesce nell'intento con una partita corta in cui limita il Catania che non trova mai il bandolo della matassa. Qualche occasione, soprattutto con D'Andrea nel primo tempo, poi in avvio di ripresa forse il momento migliore dei rossazzurri, ma la rete di Ercolano, propiziata dal pasticcio di Di Gennaro, è una doccia ghiacciata da cui il Catania stenta a riprendersi. Secondo Toscano servirà da insegnamento. Queste partite ti devono servire perché o vinci o impari. Se c'è da soffrire si soffre, quando c'è da far male c'è da far male, e quindi da questo punto di vista secondo me dobbiamo lavorare e crescere, ma come abbiamo fatto nelle altre settimane resettiamo sia le vittorie che le sconfitte, ci arrotoliamo le maniche e ci rimettiamo di nuovo a lavorare. Guglielmotti, sulla stessa linea del tecnico, guarda al futuro, che si chiama Torre del Greco, giovedì nel turno infrasettimanale, in attesa del derby col Messina di domenica. L'insegnamento che abbiamo preso oggi cercheremo di tramutarlo in prestazione migliore giovedì e successivamente nelle partite seguenti. Tuona il presidente del Trapani Antonini dopo il pareggio di Monopoli. Il Messina invece deve riprendersi dalla batosta dei 6 gol rimediati ad Avellino. Non c'è tempo per mettersi troppo a pensare perché incombe il turno infrasettimanale. Francesco Triolo. La rabbia granata, la delusione giallorossa, stati d'animo che hanno il colore di Trapani e Messina dopo l'11ª giornata, un turno che ha aperto il pentolone dei rimpianti, soprattutto quelli della squadra di Aronica che ha pareggiato a Monopoli, scatenando la furia del presidente Antonini. Il 2-2 ha lasciato l'amaro in bocca perché i Granata hanno controllato il match per larghi tratti, ottenendo il doppio vantaggio e la superiorità numerica dopo l'espulsione di Cristallo, ma suicidandosi sportivamente nel recupero con i 2 gol di Vasquez, il secondo al 97esimo su rigore, che ha fatto svanire la vittoria. E il presidente Antonini è stato chiaro: a gennaio si tireranno le somme di chi merita ancora di indossare la maglia e chi no, pronti una serie di confronti con i giocatori per capire come gestire la situazione. Ha tanto da gestire anche il Messina che dopo aver fermato con 3 pari Monopoli, Trapani e Benevento è crollata ad Avellino. Un 6-0 pesante per il risultato, ma anche per il gioco della squadra, tanto che Modica si è addossato le responsabilità della prestazione e della figuraccia, ma a preoccupare la classifica con i giallorossi terzultimi e capaci di vincere appena una partita su 11 l'8 settembre contro il Taranto. Poi 8 gare con 5 pareggi e 3 sconfitte che adesso hanno fatto accendere il campanello d'allarme. Il turno infrasettimanale potrà dare l'occasione di riscatto. Il Trapani mercoledì sera ospiterà l'Avellino, il Messina giovedì sera la Cavese. La speranza è quella che da questo turno possa essere arrivata una lezione utile per il futuro. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio ad anteprima Corner. Grazie per l'attenzione, a tutti buon pomeriggio.